La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta 226 del 4 febbraio 2026 è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prendere visione ed considerato approvato, in assenza di osservazioni in contrario, nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuati mediante procedimento elettronico. Allora, in assenza del Governo, è impegnato in una riunione, sta arrivando, perciò aspettiamo 5 minuti, il tempo che arriva il... Prego, onorevole Cracolici. Aspettando il Governo, che è qua già in assemblea. Detto dopo.
La seduta riprende. Continuiamo con l'articolo 10. Prego, onorevole Sunzeri. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Presidente, l'Aula era convocata per le ore 15. Sono esattamente le 15:53 e non c'è ombra del governo regionale. Ieri abbiamo trattato un disegno di legge sugli enti locali con l'assessore all'agricoltura. Il Presidente della Regione da 3 mesi non nomina l'assessore agli enti locali, ha cacciato via la DC dal governo regionale. Abbiamo il Presidente della prima Commissione che è della DC e non gli degnano neanche la possibilità di avere il governo in aula per portare avanti un disegno di legge che è evidente che senza il governo non può e non deve andare avanti, perché non solo dobbiamo sorbirci l'assessore all'agricoltura che ci risponde sugli enti locali, ma addirittura oggi non ci sarà nessuno degli scranni del governo. È trascorsa un'ora. Qui non stiamo a giocare o a pettinare le bambole, ma dobbiamo approvare delle leggi. Se il governo non viene in assemblea, la prego di rinviare l'Aula affinché ci possa quantomeno essere un assessore. Non so chi decideranno oggi a far venire l'assessore alla sanità, l'assessore alle infrastrutture, ma sicuramente non possono esserci 12 scranni vuoti. Di parlare l'onorevole Catanzaro. Vieni qua, non ti sento. Allora, Presidente, dopo che il collega Sunzeri ha fatto l'intervento non posso che essere d'accordo, perché siamo, Presidente Lantieri, di fronte ad un... Presidente Lantieri e Presidente Abbate, pure per lei stavo parlando, Presidente Abbate. Stavo parlando... Sì, perché è un paradosso, Presidente. Il paradosso è che dovremmo continuare a votare un testo che abbiamo detto in tutte le salse, soltanto su alcune norme che c'è buonsenso del recepimento nazionale di quello che c'è dentro questo testo. Dopodiché norme che appartengono a deputati, a colleghi, al governo, a chi ovviamente è in maggioranza, un testo da 2 anni e mezzo, ci ritroviamo in aula, lo dico anche nei confronti di colleghi, molti assenti della maggioranza, ad essere noi come opposizione a mantenere il numero in quest'Aula per portare avanti qualcosa di come dire, che sia un disegno di legge dove nello stesso tempo non solo non abbiamo un interlocutore e quindi un assessore di riferimento a cui ci dobbiamo rivolgere come enti locali, un Presidente della Regione avendo la delega degli enti locali e con un periodo di vacazio dove non c'è l'assessore, e allora Presidente Lantieri, è insopportabile, non possiamo assolutamente permettere a quest'Aula di procedere senza nemmeno un ologramma di governo. È inaccettabile. Noi pretendiamo, e mi perdoni il termine, noi pretendiamo che ci sia il governo presente in Aula, e lo dico ai colleghi di maggioranza. È davvero assurdo che rimanete in silenzio di fronte a un atto di questo tipo. E lei, Presidente Abbate, continua a parlare, lei viene delegittimato e non lo comprende ancora. È un testo da 2 anni e mezzo, è una vergogna, è una vergogna. Grazie onorevole Catanzaro. Volevo informare i colleghi, sì, un attimo, che l'onorevole Sammartino è assente perché è impegnato, è al Palazzo, ma è impegnato in una video call importante per le tragedie che stiamo vivendo nella nostra Sicilia. Protezione civile, perciò una cosa molto importante. No, non è per giustificare, ma per dare le motivazioni per l'assenza del moderno. Prego, onorevole De Luca. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, eravamo abituati ad avere l'ologramma Schifani, ora c'è tutto il governo che è un ologramma, però neanche quello si vede.
Veda, signor Presidente, lo sa perché dobbiamo interrompere immediatamente i lavori dell'Aula? Perché il Presidente Schifani ha avuto ormai ben 2 mesi per nominare gli assessori. Anzi, chiederei al collega Messina, che è qui presente, che è stato ingiustamente defenestrato dalla giunta Schifani, lui e la collega Albano, e che ancora non so quale verifica deve subire, perché il collega Messina, ma ho avuto modo di dirglielo in più occasioni e lo devo ribadire in quest'Aula, è stato buttato fuori dalla giunta senza alcuna motivazione, né di carattere giudiziario né di carattere politico. Ora abbiamo appreso che è iniziato un percorso di riabilitazione. I colleghi della Democrazia Cristiana non sono più brutti, sporchi e cattivi, perché il Re Sole ha stabilito che possono iniziare ad avvicinarsi. Infatti hanno avuto il lasciapassare per poter partecipare intanto alle riunioni di maggioranza del centrodestra per il tavolo per quanto riguarda le elezioni nei vari comuni. Se si comporteranno bene, probabilmente il collega Abbate potrà realizzare il suo sogno. Vedi, collega Abbate, qua lo dico senza spirito di polemica, tu da Presidente della Commissione, che non sei riuscito neanche a far approvare un disegno di legge in quest'Aula, credo che stasera ti dovresti indignare, non solo per questo fatto di una Commissione che alla fine è riuscita a produrre, non so se è un problema della Commissione o un problema del suo Presidente, ma per come siete stati trattati dal Re Sole. E questa sera, signor Presidente, noi non possiamo giustificare nessuno, perché da questo scranno il Presidente Schifani era stato invitato più volte a nominare i 2 assessori. Quest'Aula ha subito abbastanza, anche affrontare un disegno di legge con un uomo che forse era meglio che si dedicava all'agricoltura. Ma abbiamo anche accettato che il buon Luca Sammartino venisse in Aula a rappresentare il Presidente, che a sua volta ha assunto a sé questa delega delle autonomie locali. Di conseguenza io mi associo a quanto detto dai miei colleghi. Avevamo già annunciato al Presidente Schifani che quest'Aula si sarebbe trasformata in un Vietnam. Eccolo qui. Il Vietnam è qui ed è causato da lui. E guai se qualcuno si permette di utilizzare le dinamiche non affrontate da questo governo, che riguardano esattamente il disastro del ciclone Henry, per trovare l'alibi. Perché quando un governo continua nel voler agire senza completare quelle che sono le proprie defaillanze, la mancanza di 2 assessorati, è ovvio che poi purtroppo si ritrova nei momenti più complicati con queste figure. Ecco, la fotografia del governo Schifani è proprio, sono questi scranni totalmente vuoti, e rispetto al vuoto che il Re Sole ha voluto lasciare, lei non può pensare di continuare a violentare quest'Aula. Quindi, per quanto mi riguarda, Presidente, io abbandono l'Aula, e se lei vuole continuare a mortificare i colleghi, e allora faccia quello che ritiene, ma sicuramente oggi non sta facendo un buon servizio a quest'Aula, alla nostra terra, perché comunque anche la sua sensibilità è nei confronti di un governo che non ci sente. Grazie onorevole De Luca. Volevo precisare che il Presidente Schifani in questo momento si trova a Niscemi e tutti sapete il perché.
questo lei ha ragione, però ha nominato l'onorevole Sammartino che è il vicepresidente, perciò ecco, è una persona qualificata perché l'onorevole Sammartino è il vicepresidente della Regione. Prego onorevole, grazie onorevole, prego. Onorevole De Luca, dopo l'onorevole Micichet. Un attimo onorevole Micichet, c'è l'onorevole De Luca, un attimo solo. Presidente, oltre a ribadire la gravità di ciò che sta accadendo, Presidente Lantieri, perché a memoria mia, seppur breve ma sono pur sempre 8 anni, non ho ricordo di altre occasioni in cui in sede di discussione di un disegno di legge non si presenta alcun elemento del Governo. Però vede, Presidente Lantieri, io gradirei la sua attenzione assoluta per un attimo, anche che dal Governo non c'è nessuno. Quando voi mi dite io riparto. Perché vede, Presidente Lantieri, quello che sta succedendo innanzitutto è da considerarsi come un sabotaggio nei confronti della norma appena approvata ieri, quella che prevede il 40% della presenza delle donne in giunta, delineando così un atteggiamento assolutamente irrispettoso della volontà popolare, del Parlamento, di tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, ma soprattutto vede c'è un fatto gravissimo che costituirà precedente, perché si sta violando la determinazione della Conferenza dei Capigruppo che all'unanimità e con la presenza del Governo ha deliberato che il voto finale su questa legge dovesse essere rassegnato entro stasera. E io la avviso affinché lei si confronti anche col Presidente Galvani e col Governo, che se si rompe e si crea questo precedente, poi quando in conferenza di capigruppo si delibera di concludere una finanziaria entro un determinato termine, esisterà il precedente in cui ciò non è avvenuto e non è avvenuto per volontà del Governo. Perché vede, Presidente Lantieri, la serietà, ecco, è arrivato l'assessore Sammartino, quindi credo che possiamo serenamente ripartire, per cui, Presidente, quando vuole possiamo dare avvio ai lavori parlamentari. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Prego onorevole Micichet. È arrivato l'onorevole Sammartino, il vicepresidente, quindi il motivo del mio intervento decade, diciamo. Grazie nel senso che si va Micichet. avanti con l'Aula. Se non si dovesse andare avanti con l'Aula, allora chiederei di parlare. Grazie onorevole, sempre. Onorevole Caronia. Che non c'era prima, che non c'era... Grazie Presidente. Mi fa piacere che ci sia anche il Governo presente per poter dire quello che sto per dire. Ieri quest'Aula ha dato prova di grande civiltà, approvando all'unanimità una norma fortemente voluta non solo dalle donne del Parlamento, ma evidentemente anche dagli uomini, cioè da questo Parlamento. Io mi auguro, lo dico in maniera preventiva, magari qualcuno penserà che sia una profezia che si autoavvera, ma siccome sono un po' pessimista vorrei dire che mi auguro che quest'Aula comunque proceda al voto finale di questa norma, perché colleghi è chiaro che all'interno di un'Aula in cui si discutono le regole del gioco, così come è stato detto, ci sono delle posizioni ovviamente discordanti su alcuni temi più diciamo di cui si è molto dibattuto. Il terzo mandato, consigliere supplente. Allora, io credo che al di là di tutto delle norme di buonsenso sono state introdotte ieri. Certamente quella sul 40% delle donne e il recepimento di una norma nazionale che è stata applaudita oggi non soltanto da noi deputati ma anche dalla stampa, dai sindacati, dal mondo diciamo che guarda e osserva le azioni di questo Parlamento.
non vorrei che per caso, se ci fosse la contrarietà del Parlamento in maniera palese o segreto, io mi auguro sempre che sia il palese, questa norma possa in qualche modo arenarsi, perché diventerebbe davvero un fatto spiacevole, ma non per me o per le colleghe, ma per la democrazia, perché non penso che dopo 2 anni i sindaci, nonché l'ANCI, che ci chiede di esprimerci su varie misure, oggi possa vedere una battuta d'arresto. Quindi io sto facendo, come dire, un ragionamento che probabilmente non avrà alcun senso e me lo auguro, però siccome è un pensiero che mi è sovvenuto, l'ho voluto condividere con l'Aula e con la Presidenza, chiedendo in maniera accorata che si proceda speditamente all'approvazione definitiva, perché un testo da 2 anni presente tra le commissioni e l'Aula onestamente diventa un tempo, come dire, ha una scadenza, lo yogurt è scaduto, dobbiamo procedere. Grazie Presidente. Grazie onorevole Caronia. Passiamo all'articolo 10. Man mano i colleghi, in base all'articolo. Ma su che cosa? Sull'argomento. Prego onorevole Carta. Allora prima c'è l'onorevole Carta. Sempre sull'articolo 10, giusto onorevole Galluzzo? Ma sulla perplessità dell'onorevole Caronia credo che ci sia un ragionamento importante, anche perché l'onorevole Caronia si è battuta per quell'articolo che riguarda la percentuale delle donne nelle giunte ed è, come ha sottolineato, un articolo di recepimento di norme nazionali. Penso che il Parlamento in qualche modo debba fermarsi un attimo e capire che proprio quelle sono le norme che vanno complessivamente, perché il disegno di legge nazionale che è passato e le norme nazionali hanno un valore tutte insieme e credo che tutte insieme vanno ragionate, quindi proseguire per andare a bocciare le norme o, come qualche gruppo intende far capire, che su qualche norma di recepimento nazionale intende far valere il voto segreto, credo che non sia onorevole per quest'Aula e sicuramente metterà, come si è preoccupata e mi preoccupo anch'io l'onorevole Caronia, a repentaglio l'intera normativa. Quindi chiedo che ci si possa fermare un attimo i gruppi parlamentari in maniera tale che si possa discutere effettivamente sulle norme che non possono essere sicuramente né bocciate né rimandate. Grazie onorevole Gallù. Onorevole Carta? Perfetto. Sì, grazie Presidente. Anch'io vorrei intervenire, come ha fatto il collega ora stesso, per parlare del recepimento delle norme nazionali. Ieri ho girato per i banchi del Parlamento per raccogliere nei vari gruppi il consenso per il recepimento delle sanzioni che ci sono negli enti locali, quindi nella percezione che se facciamo una norma di ordinamento regionale che veda la prospettiva di un inquadramento normativo che rispetti le leggi nazionali e le leggi regionali, come l'articolo 10 è un recepimento di una legge, è giusto che si guardi a un recepimento globale. Ed è impossibile che solo per la Sicilia rimane in piedi una legge che non è costituzionale, che è strano che non fu impugnata quando il Parlamento recepì la sanzione della bocciatura del bilancio di previsione con la sola caduta del Consiglio Comunale, a differenza del resto d'Italia e dell'Orel, dove quando si boccia il bilancio in un comune, il bilancio di previsione, casca l'intero organo comunale, quindi amministrazione, giunta e sindaco e consiglio comunale. Su questo argomento, Presidente, penso che il Parlamento si debba fermare un attimino sul recepimento delle norme in generale, di quelli che sono le norme dell'ordinamento nazionale e le norme dell'inquadramento normativo regionale. Se dobbiamo recepire le norme, le dobbiamo portare in Sicilia uguali a quelle nazionali, come è stato per la parità di genere, come potrà essere per il terzo mandato, come sarà per le altre norme che andremo a votare. È giusto pure che se il Consiglio Comunale di Pesaro boccia il bilancio, casca anche il sindaco, lo stesso deve avvenire in Sicilia. Se un Consiglio Comunale in questa regione boccia il bilancio di previsione dentro i termini massimi di proroga, è giusto che casca Consiglio e amministrazione e non che questo strumento venga utilizzato di parte per eliminare le minoranze, le opposizioni e qualcuno scomodo che ti dice la verità nelle varie azioni democratiche. Quindi su questo aspetto, Presidente, chiedo
di dare la stessa possibilità e la stessa dignità a tutte le parti normative. Se dobbiamo recepire errore, recepiamolo totalmente. Grazie onorevole Carta. Bene, passiamo all'articolo 10, norme per la digitalizzazione degli archivi documentali degli uffici tecnici comunali della Regione. 10.3, onorevole Catanzaro, lo mantiene o lo... Ritirato. Grazie onorevole Catanzaro. De Luca 10.9, onorevole De Luca. È soppressivo dell'articolo. Grazie onorevole De Luca. 10.2 il comma Catanzaro, onorevole Catanzaro? Ritirato, perfetto. Equivale all'articolo. 10.10 ritirato, 10.1 Catanzaro. Onorevole Catanzaro. Dieci punto 2 è il soppressivo del comma 2. Punto 1, giusto. Allora, anche Catanzaro io ritiro tutti. Allora, 10.1 è ritirato. 10.11. Ritirato. De Luca ha detto che ritira tutti. De Luca, lei ritira tutto? Perfetto. 10.8 onorevole Catanzaro. Grazie. 10.7 onorevole Catanzaro. Sì, prego onorevole Cracolici. Presidente, volevo io chiedere soprattutto a coloro che hanno lavorato in Commissione su questa norma, perché questa appare una norma di assoluto buonsenso, diciamo, il fatto che i comuni possano avviare le procedure per la digitalizzazione dei propri archivi. Non capisco perché soltanto quelli urbanistici, perché qua si fa riferimento gli archivi documentali degli uffici tecnici urbanistici. Allora, tra l'altro credo che ci sia su questo ci sia stata una linea specifica del PNRR che riguardava appunto le procedure di digitalizzazione dei comuni. La domanda che faccio non è l'obiettivo che tra l'altro credo che oggi dovrebbero fare i comuni a prescindere dalla norma regionale. Neanche uno. Ma dietro questa norma che c'è? Tra l'altro doveva essere una delle norme che teoricamente, secondo me non c'è bisogno della norma, perché è un'attività che è fissata dal Ministero della Innovazione Tecnologica, è un compito che hanno d'istituto i comuni, quindi la ratio per cui si fa una norma di cose che già dovrebbero fare i comuni, qual è? Perché come ho imparato nel corso dei lunghi anni che frequento quest'Aula, nulla arriva a caso. Qualunque norma, anche la più innocua, c'ha sempre un'origine, e siccome ancora qua mi sfugge l'origine, perché si vuole fare cosa? Digitalizzare lo possono fare, devono fare procedure specifiche per affidare le commesse a terzi. Esiste un elenco del sistema Consip con cui possono affidare i lavori. Qual è la ragione per cui stiamo scrivendo una cosa che già è in capo alla competenza e all'obbligo dei comuni di digitalizzare i propri archivi? E perché questa norma specifica che gli archivi documentali da digitalizzare sono quelli urbanistici e il resto? Siccome quando io non capisco mi interrogo, se qualcuno non mi risponde all'osservazione che sto facendo, io annuncio che non la voto questa norma, perché normalmente queste norme nascono col trucco. Quindi c'è qualcuno che è in grado di dirmi perché scriviamo in un testo una cosa che è già in capo ai comuni? Bene, me lo spiega e mi convince. Altrimenti chiedo di stralciarla questa norma, perché è già una competenza in capo ai comuni. Grazie onorevole Cracolici. Presidente Abbate, grazie. Grazie Presidente, grazie all'onorevole Cracolici che ha fatto questa domanda, queste considerazioni.
problema è questo: sulla digitalizzazione degli archivi dei comuni c'è una norma sono finanziamenti del PNRR che sono stati messi a disposizione dei comuni che hanno partecipato ai bandi per digitalizzare gli archivi, principalmente per la quasi totalità gli archivi dei protocolli interni. Per quanto riguarda invece tutta la parte che riguarda l'urbanistica, significa le concessioni edilizie, i piani regolatori, tutto quello che è la storia urbanistica dei comuni, che è la storia di ogni comune, di quella che è la situazione della consistenza della storia urbanistica dei comuni, ad oggi non c'è stato nessun comune che si è impegnato in questa direzione, perché partecipano ai bandi per andare a fare la parte che riguarda l'archivio. Mentre sappiamo che ci sono problemi enormi nella gestione di archivi che stanno scomparendo, onorevole Gracolici, stanno scomparendo perché negli anni c'è anche una autodistruzione, cioè si vanno a distruggere quelli che sono le veline, i lucidi, che riguardano specialmente i piani regolatori, che riguardano le concessioni edilizie. Noi stiamo rischiando in Sicilia che tutta la nostra storia urbanistica, delle concessioni edilizie, dei piani regolatori della Sicilia, che possa rischiare di scomparire. Quindi questo è un invogliare, perché poi non obbliga, onorevole Gracolici, questo non obbliga nessuno a farlo, ma diamo un input ai comuni per farlo, e state attenti perché è la parte più delicata che è all'interno dei comuni, quello che riguarda l'archivio urbanistico dei comuni. Fermo restando che poi il Parlamento è libero di approvare o no, abbiamo lavorato su questa procedura facendo più libera possibile, perché poi hanno partecipato tutti i gruppi parlamentari per la stesura di questa norma, per poterla fare più libera possibile, da non obbligare a nessuno e non mettere soldi, ma è un input per i comuni per poter andare a mettere mano agli archivi urbanistici per la digitalizzazione. Grazie onorevole Abbate. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Mauro. Presidente, io intervengo perché il chiarimento dell'onorevole Abbate, a mio parere, non soddisfa. Noi abbiamo diversi problemi nei comuni. Cominciamo col patrimonio, per esempio, che andrebbe giustamente censito e andrebbe digitalizzato. È l'unico valore vero che ha il comune, che col 118 è diventata una cosa assolutamente importante. Allora, o noi ci diamo un indirizzo preciso di stabilire alcune somme nei fondi FERS o in altri fondi che possiamo avere per dare concretamente un sostegno ai comuni, oppure qualcuno ci deve spiegare perché una direttiva che di fatto esiste nella legislazione nazionale, cioè che i comuni debbono orientare la loro attività verso la digitalizzazione, abbiamo bisogno stasera di approvare una norma che già è contenuta nel dettato nazionale. Allora, delle due l'una: o qui si trovano le risorse perché diamo una priorità a un settore che è importante, ma ce ne sono tanti altri, come per esempio la questione del patrimonio. Patrimonio, come si fa a fare un bilancio se non sappiamo realmente quali sono le nostre proprietà? Sappiamo tutti cosa succede nei comuni. Oppure questa norma è una norma fatta perché ci sono alcune misure che su scala nazionale, per esempio, non dico nel PNRR, ma non so in quale altra misura legislativa, ci sono delle risorse che prevedono una certa priorità in un settore specifico. Allora io, siccome tutti i settori dei comuni sono importanti e sarebbe cosa buona e giusta che attraverso i fondi FERS noi potessimo dare un indirizzo preciso ai comuni, cercando di programmare anno per anno una destinazione di risorse, oppure questa norma mi permette di dire, onorevole Abbate, che è irrilevante, non ha senso, non è un criterio che ci necessita per stabilirlo con legge, è un atto amministrativo che l'amministrazione comunale, se vuole digitalizzare tutto ciò che riguarda il piano regolatore, le licenze edilizie, lo può benissimo fare. Quindi o ci spiega concretamente cosa significa, oppure la norma va stracciata perché non ha nessun significato legislativo. Grazie onorevole Di Mauro. L'onorevole Di Pasquale. Oh, Presidente, aspetto che si siede l'assessore, che finisce la pausa e poi intervengo. Oh, ma ci mancherebbe. Oh, ma vale anche per i colleghi, non vale solo per l'assessore.
Allora, signor Presidente, non so, ma infatti è il Presidente. Se il Presidente, l'Aula mi pare che... Mentre sta parlando l'onorevole Di No, ma no, Pasquale. io, per E tutti. uscite fuori o lo ascoltate? Prego, onorevole. Non è il problema che parlo io, il problema vale per tutti. Cioè, non è possibile che l'Aula diventi la ricreazione. E questo non è neanche il problema del Presidente. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi un pochino responsabile di questo. Allora, l'onorevole Abbate con questo articolo solleva una questione che ha un significato, che è quella lì di non perdere il patrimonio. Poi io aggiungo, non è solo per l'urbanistica, cioè per l'urbanistica ha una particolare rilevanza, ma ci sono anche altri documenti all'interno di un archivio del comune o altre tipologie di documentazioni che vanno mantenute, che vanno difese, che vanno digitalizzate. Però non è questo il sistema. Non è questo il sistema, il metodo. Questo è solamente un buon auspicio, è una raccomandazione, è un auspicio, non è una soluzione. E noi non possiamo fare norme che ci sono gli ordini del giorno che danno raccomandazioni o mozioni che fanno raccomandazioni. Noi, se vogliamo risolvere la questione, lo possiamo fare, è una buona idea, io non ho difficoltà a riconoscerglielo, però questo noi lo possiamo fare accompagnando una norma di spesa. Cioè noi dobbiamo capire di che cosa parliamo e quando ritorneremo di nuovo a rimettere mano nella spesa appena si finisce questa fase, andiamo a individuare un intervento che mette in condizioni i comuni di poter digitalizzare tutto quello che è il materiale prezioso che loro hanno. Altrimenti rischiamo di fare una cosa priva di significato, anzi una buona idea che però non ha né gambe né piedi per poter cambiare. Quindi troviamo la soluzione, se c'è la soluzione per metterlo da parte lo mettiamo da parte, o altrimenti lo bocciamo insieme sapendo che ci deve essere, c'è l'impegno ad affrontare la questione in una legge di spesa e farla in questo, perché il problema esiste, il problema c'è, ma lo dobbiamo risolvere seriamente e lo possiamo risolvere solo in una norma di spesa. Prego, ha chiesto di parlare l'onorevole Cracolici. Ho sentito il collega Presidente della Commissione, ho letto attentamente questo articolo. Ribadisco che questo è un obbligo, diciamo, che i comuni hanno, il fatto che non l'abbiano fatto. Tra l'altro è la prima volta che sento parlare che una legge è un auspicio, cioè di fatto un sollecito. Normalmente per fare i solleciti al massimo si fanno gli ordini del giorno, non si fanno, diciamo, le leggi sono per sua natura, hanno effetti, diciamo, dispositivi, cioè attuativi. E siccome rileggendola capisco che è una norma probabilmente su richiesta, perché è troppo tecnica, io personalmente una norma del genere così non la voto. Se qualche sindaco, qualche amministrazione vuole il sollecito per fare una cosa che già, tra l'altro non vorrei capire, il PNRR, che è la fonte di finanziamento primaria per la digitalizzazione, scade a marzo. Cioè noi faremmo una legge adesso che probabilmente a fine febbraio, diciamo, sarà pubblicata, su risorse eventuali da utilizzare che non hanno utilizzato i comuni, ma per fare che? Per ricordarglielo, che è un ricordino. Presidente, io questa norma
visto che nessuno la può ritirare perché è di iniziativa parlamentare, io personalmente ci voto contro, palese, segreto, a sorteggio, come volete, perché quando non capisco non mi adeguo. Grazie onorevole Cracolici. Ha chiesto di parlare l'onorevole Adorno. Rinuncia? Perfetto. L'onorevole Giambrona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Torniamo sul leitmotiv che abbiamo lasciato ieri, Presidente, Governo e colleghi, perché ancora una volta questo Parlamento ha l'intenzione di introdurre delle norme che hanno l'unico obiettivo di scaricare costi e responsabilità sugli enti locali siciliani. Diciamocelo chiaro. Non siamo nelle condizioni di dare risposte di altro tipo e ogni qualvolta qualcuno si inventa ed esce fuori il coniglio dal cilindro, l'obiettivo è semplicemente quello di scaricare sui nostri comuni, sui nostri sindaci. E questa tra l'altro sarebbe una norma per la quale legittimamente io e tutti i colleghi potremmo chiedere all'assessore agli enti locali che cosa ne pensa. Potremmo chiedere in che fase è, per esempio, lo stato di digitalizzazione dei documenti dei nostri enti locali. Ebbene, questo noi non lo possiamo fare, perché non c'è l'assessore agli enti locali, perché non c'è il Presidente della Regione. Però, naturalmente, questo sta nell'ordine delle cose. Ma aggiungo, una norma io ritengo che debba avere due caratteristiche per trovare applicazione. La prima, che debba avere un'esigenza, e dall'altro che sia concretamente applicabile. Allora, io ritengo che qui l'esigenza non ci sia proprio, o quantomeno non c'è rispetto a quello che è l'impianto normativo iniziale, più che altro ci può essere per la sua attuazione, perché c'è la normativa, il decreto legislativo 82 del 2005, che prevede proprio tutto un percorso in cui Stato ed enti locali debbono promuovere quello che è il processo di digitalizzazione, e questo lo prevede l'articolo 14 di questa norma. Ma il comma 2 bis dice anche un'altra cosa, che è quella sulla quale il Governo dovrebbe intervenire anche il Parlamento, cioè quella di promuovere azioni tese affinché questo processo di digitalizzazione abbia compimento. E io ritengo che per attuare quello che è il sistema della digitalizzazione e portare avanti delle azioni concrete non lo si può fare se non si danno appunto risorse ai nostri enti locali siciliani. Quindi ancora una volta si vuole arrivare a piè pari su quelli che sono i bilanci dei nostri enti locali senza dare un solo centesimo per garantire un servizio che è essenziale. Noi tutti sappiamo le difficoltà dei nostri enti locali a portare avanti questo processo per la carenza di personale e per la carenza di risorse. Pensare di far sostenere ai nostri comuni ulteriori costi, ovvero non prevederne la copertura da parte di questo Parlamento, è ingiustificato. Aggiungo inoltre che questa norma non prevede una sanzione nel caso in cui non si dovesse ottemperare al percorso di digitalizzazione che già è previsto dalla normativa nazionale, che è datata oltre 20 anni. Quindi io ritengo che, a meno che non ci sia un chiarimento da parte del Governo essenziale da questo punto di vista, quindi io potrei e noi potremmo anche aspettare l'arrivo del Presidente della Regione, che ha la delega agli enti locali, il quale ci può fornire chiarimenti su questo e altri articoli, perché di dubbi ne avremo tanti nel corso della giornata. Diversamente io credo che non ci siano le condizioni per andare avanti. Grazie. Grazie onorevole. Come ho già detto, il Presidente della Regione si trova in Scemi per i fatti accaduti. C'è il Vicepresidente San Martino, che è il Vicepresidente del Presidente Schifani, non solo è Vicepresidente ma è stato anche delegato. 10.7, onorevole punto 6. Onorevole Catanzaro, lo mantiene o lo ritira? 10.6. Ritirato oppure no? Mantenuto? È soppressivo della lettera C. Allora andiamo a votarlo. Voto segreto, perfetto. La richiesta?
C, è il 10.6. Sì, 10 punto, la lettera C. Soppressivo La lettera C. della lettera C del comma 2. Sì. Soppressivo della soppressivo. La lettera C del comma 2, soppressivo della lettera C del comma 2. Va bene, la richiesta del voto segreto. 10.6 è appoggiata la richiesta. È appoggiata? Perfetto, la richiesta è stata appoggiata. Allora, colleghi, andiamo a votare il soppressivo della lettera C del comma 2. Chi è d'accordo prema verde, chi non è d'accordo vota rosso. Di accordo alla soppressione. L'accordo alla soppressione vota rosso, chi è per verde? Chi è d'accordo alla soppressione vota verde, chi non è d'accordo alla soppressione vota rosso. No, io rosso. Penso di sì. Sì. Favorevoli 37, contrari 18. Abbiamo soppresso l'articolo del comma 2. Allora, 10.12. Quello è precluso. 10.5. Lettera, la soppressione della 10.5, lettera D del comma 2. Onorevole Catanzaro, lo mantiene? Onorevole Catanzaro, onorevole Di Pasquale, lo fa suo o fa la richiesta di voto segreto? La richiesta di voto segreto, perfetto. 10.5 della lettera D del comma 2. Iniziamo. Aspetta, ci pensa. Verifichiamo se è appoggiato. 10.5. Verifichiamo se è appoggiato. Facciamo ogni articolo, sì, vediamo se è appoggiato. Appoggiato. Allora, chi è favorevole alla soppressione della lettera D del comma 2 vota verde, chi è contrario vota rosso. Possiamo chiudere? Sì. Contrari 20, favorevoli 33. Abbiamo soppresso la lettera D del comma 2. Votiamo l'articolo 10 come emendato. L'articolo 10 come emendato. L'articolo 10 come... Votiamo. Voto... No, c'è la lettera, scusami, c'è il 10.4. Ancora si deve votare. Allora, un attimo, c'è il 10.4. Lo mantiene, onorevole Catanzaro? Voto segreto? Perfetto. Vediamo se è sostenuto. Stiamo votando il 10.4. La lettera C del comma 2. No, è la lettera? Sì. 10.4. Sì. Già il C l'avevamo votato. Vediamo se è appoggiato. No, l'emendamento 10.4. L'emendamento 10.4 della lettera E del comma 2, soppressivo. Era appoggiato? Perfetto. Allora, chi è favorevole alla soppressione della lettera E del comma 2 vota verde, chi è contrario vota rosso. La votazione è aperta.
La votazione è chiusa. Favorevoli 36, contrari 20. È approvato. Allora, abbiamo soppresso la lettera E del comma 2. Adesso votiamo l'articolo 10 come emendato. C'è richiesta del voto segreto? Perfetto. Articolo 10, voto segreto. Vediamo se è sostenuto. Sì, è sostenuto. Allora, colleghi, votiamo l'articolo 10 così come emendato. Favorevole all'articolo vota verde. Chi è favorevole all'articolo 10 vota verde, chi è contrario vota rosso. La votazione è aperta. Chiude. La votazione è chiusa. 33 contrari e favorevole 1. L'Assemblea non approva. Passiamo all'articolo 11. Ma scusa, solo io? Ma solo io l'ho votato verde. Solo io l'ho votato verde. Ma scusami. Sì. C'è il numero legale? Serini dentro tengono il numero legale. Sto rinviando. È stato bocciato. È stato bocciato. L'articolo 10 è stato bocciato.
Colleghi, l'Aula è rinviata a giorno 17 alle ore 15.